Ben ritrovati dalla redazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scelto il proprio dirigente Donato Liguori come nuovo commissario dell'autorità portuale di Trieste e Monfalcone. Il MIT opta dunque per una soluzione interna al fine di sostituire Antonio Gurrieri, dimessosi martedì davanti all'inchiesta giudiziaria sulle consulenze esterne effettuate attraverso una società austriaca di sua proprietà. La nomina da parte del ministro Matteo Salvini è stata ufficializzata ieri sera. Liguori è oggi il responsabile della direzione generale per i porti, la logistica, l'intermodalità del Ministero, posizione apicale raggiunta nell'agosto del 2023. In precedenza Liguori è stato responsabile della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, che analizza le strategie ministeriali, monitora i finanziamenti alle infrastrutture e valuta l'impatto delle proposte di legge sul settore. Liguori è entrato al Ministero nel 2017, prima a supporto del sottosegretario e poi come funzionario dell'ufficio legislativo. Nel 2020 la promozione a dirigente. Don Lorenzo Magarelli rischia il pignoramento dello stipendio. Il sacerdote condannato in primo grado in appello a 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver circuito un'anziana facendosi consegnare migliaia di euro, non ha mai pagato alla vittima la provvisionale di 30.000 euro stabilita dalla sentenza. La somma era stata decisa dal giudice in favore della parte lesa come anticipo sull'importo da stabilire in un eventuale processo civile. Furto nel negozio di ottica Sirocchi di via Dante 14 a Trieste. Una coppia di ladri è riuscita a rubare 4 paia di occhiali di marca da circa 300 euro l'uno per un valore complessivo di oltre 1.000 euro. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina mentre il personale era impegnato con altri clienti. Le telecamere installate all'interno del punto vendita hanno ripreso la presenza dei due, un uomo e una donna di circa 40 anni, dai tratti apparentemente occidentali. Locali chiusi dalle 24 alle 5 del mattino e divieto già dalle 22 di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro o alluminio nell'area compresa tra Piazza Garibaldi a Piazza Perugino, escluso Viale D'Annunzio a Trieste. È in sintesi l'ordinanza che il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha firmato e che ha ricevuto il via libera del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in prefettura il primo dal nuovo prefetto Giuseppe Petronzi. Entrerà in vigore il 1 di agosto. Nell'area indicata è stata disposta dalle 24 alle 5 la chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali, dei distributori automatici, delle attività artigianali che vendono prodotti alimentari. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa, sui monti, prevalenza di bel tempo. Dal pomeriggio sui monti variabilità con qualche possibile rovescio temporalesco. Venti a regime di brezza. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 13 e 16 gradi, sulla costa fra 16 e 19, le massime in pianura fra 27 e 29, le massime fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.